Ciao ragazzi, benvenuti a Legnago, che possiamo definire un po' la capitale della pianura veronese per l'importanza imprenditoriale e commerciale che questa città ha praticamente da sempre. Vi accolgo dal cuore, dal centro storico, davanti al Torrione, che è un po' la sintesi monumentale di una storia estremamente importante che caratterizza questa città anche attraverso alcune strutture e associazioni come la Fondazione Fioroni, che rappresentano un fiore all'occhiello non soltanto della cultura legnaghese ma anche dell'intera provincia veronese e oltre. Anche Legnago ha dovuto ovviamente subire i contraccolpi legati alla pandemia da coronavirus e quindi andiamo a sentire dal sindaco come ha reagito la cittadinanza e con quale stato d'animo è stata vissuta questa pandemia. Nei primi tempi ovviamente devi pensare a come organizzarti al meglio proprio per cercare di dare delle risposte immediate. Devo dire che noi ci siamo anche strutturati da subito in questo senso. È mortificante poi girare per la città e vedere tutte le attività, buona parte delle attività chiuse, è veramente mortificante quando hai un sentimento che è difficile da comprendere per chi non lo vive direttamente. Noi ci stiamo organizzando proprio con una regia importante proprio per essere pronti nell'immediato. Non dobbiamo perdere tempo quando ci sarà data questa possibilità per capire cosa dovremmo fare. Noi lo stiamo già programmando adesso, proprio legato alle fondazioni che abbiamo, le attività culturali importanti che ci sono e il mondo imprenditoriale, ma noi dovremmo partire da subito. L'economia di Legnago si fonda in gran parte anche sul commercio. Un commercio che è stato messo duramente alla prova dall'emergenza Covid-19 e quindi adesso sentiamo loro, sentiamo i commercianti come hanno affrontato questo periodo e soprattutto con quale spirito si preparano a guardare al futuro. Le attività commerciali hanno praticamente un motore che può andare a 200 all'ora. In questo momento il governo ci ha tolto la benzina e ci ha praticamente tagliato 3 ruote. Noi abbiamo la necessità di lavorare in sicurezza, noi siamo i primi a garantire la sicurezza perché i nostri clienti entreranno felici e contenti di dire entriamo in una città sicura, possiamo portare i nostri figli. La speranza è l'ultima a morire, noi siamo fiduciosi, abbiamo una recettività come Legnago importante, sfruttiamola, beneficiamo di tutto quello che abbiamo attorno.